Cari telespettatori, ben ritornati con noi, siamo in diretta e qui in studio abbiamo Maurizio Frangescon, direttore Confesercenti di Padova. Ben arrivato, direttore. Buongiorno a voi, Allora, grazie. abbiamo tanti argomenti da affrontare insieme, ci sono alcune questioni particolarmente perniciose e i nodi che tornano al pettine periodicamente di frequente. Intanto, visto che abbiamo visto anche il notiziario che è appena terminato, vediamo un po' di commentare anche insieme, anche se ancora non è stata approvata, subirà i necessari emendamenti tra Camera e Senato, però in linea di massima, secondo lei è una legge quella di stabilità che può rilanciare i consumi, che può muovere l'economia? Abbiamo dei dati vostri di Confesercenti e di Confcommercio che segnano una morte continua di aziende del settore. Perché? Perché non si muovono i consumi interni sostanzialmente, perché altrimenti non ci sarebbero. Cosa ne pensate voi? Ma credo che vada dato atto a Renzi comunque di avere la capacità, di aver avuto la capacità, di continuare ad avere la capacità di costruire un panorama di aspettative per l'economia italiana. E credo che questo gli vada dato atto. Ha cominciato con alcuni provvedimenti, tipo quello degli 80 euro di bonus a tutti i dipendenti che avessero meno di 24.000 euro di reddito, e oggi con questa manovra dà un segnale che sicuramente è un segnale che il mondo delle imprese guarda con attenzione e anche con una certa positività. Per la prima volta, e ha fatto bene a sottolinearlo, per la prima volta si ipotizza una manovra che non prevede un aumento di tasse, anzi prevede per le imprese un taglio delle tasse. E su questo non possiamo che esserne contenti. Pensiamo al taglio dell'IRAP. Significa ridurre il costo del personale di almeno 4 punti percentuali. Ecco, esatto, concretamente per gli operatori vostri del settore, cosa sta a significare questo? Significa che in tutti i settori dove abbiamo aziende con 3 o 4 dipendenti il risparmio è sicuramente di 1 miliardo di euro, più di 1 miliardo di euro, insomma, non è una Non è cosa, male, non è no? male. La seconda è quella dell'estensione del bonus che dovrebbe diventare, a quanto si dice, una sorta di detrazione per tutte le famiglie e dovrebbe evidentemente ricreare un attimino di consumi. La terza, che non è male dal punto di vista dei consumi, ma che ci preoccupa dal punto di vista delle imprese, è la possibilità da parte dei lavoratori di chiedere una parte del TFR o l'intero TFR nelle buste paga. Ci preoccupa perché ovviamente significa appesantire, bisogna capire un attimo se i meccanismi che hanno pensato sono quelli buoni, cioè quelli di interventi con le banche, di appesantire l'esposizione bancaria di alcune piccole imprese, dall'altro però ridarebbe un attimo di linfa alle famiglie. Complessivamente, da questo punto di vista, non possiamo dire di non essere soddisfatti. È una manovra che ci dà delle aspettative, delle prospettive anche in termini di aumento dei consumi interni. La cosa che dall'altra parte però ancora non riusciamo a vedere con chiarezza è da dove si recupereranno queste disponibilità date al mondo delle imprese e alle famiglie. Perché se da un lato si ipotizza con una parte di ridurre, o meglio, di aumentare il deficit, dicendo che si va evidentemente più avanti con il pareggio di bilancio, quindi 11 miliardi dovrebbero arrivare da questo, dall'altro si ipotizzano interventi a carico delle regioni e quindi la preoccupazione è che non arrivino ulteriori tasse per le imprese derivanti dalle regioni e dagli enti locali. Questa è la preoccupazione che abbiamo Perché non in c'è questo nessun momento. blocco, infatti l'intento, l'abbiamo visto, sarebbe stato quello di dire le regioni si diano una regolata, cioè gli enti pubblici di un certo tipo restringano determinate uscite ma non relativamente ai servizi, cioè cerchino di razionalizzare, non poi andare a speculare sui privati, questo è ovvio. Se invece però le regioni si comportano, gli enti pubblici si comportano diversamente, allora sì che è un bel boomerang perché... Sì, io credo che sia giusto sottolineare alcuni dati. Allora, le regioni sono sicuramente molte regioni italiane sono, tipo il Veneto, una regione virtuosa. Però se noi le mettiamo in confronto con la capacità di produzione, di produrre con l'efficienza, chiamiamola così, delle altre regioni europee, ci rendiamo conto che anche il Veneto, che è fra le più virtuose in Italia, se non la più virtuosa, scende a dopo il 100° posto come capacità come efficienza. Ora, è evidente che se da un lato dobbiamo stare molto attenti a non andare a sacrificare la sanità, dobbiamo stare molto attenti a non andare a imporre ulteriori tasse, anzi sarebbe anche qui opportuno una riflessione da parte degli enti locali sull'imposizione a carico delle imprese e delle famiglie, dall'altro lato si deve evidentemente fare una riflessione
sull'efficienza delle regioni in tutto il nostro paese, anche a iniziare da una regione efficiente come quella del Veneto. Alcuni elementi che sono venuti fuori sono semplicemente dei segnali, tipo l'eliminazione dei vitalizi, non sono certamente da un punto di vista di rilevanza economica notevole, sono alcuni milioni di euro rispetto alle esigenze di qualche miliardo che c'è nella manovra, però sarebbero anche dei segnali che comincerebbero, assolutamente sì, possono non dare... dico magari per il progresso, ma per il futuro dovrebbero pensarci, Infatti. tanto per capirci, e questo è uno degli aspetti. Poi ovviamente ci sono altre, il Mose ne è un esempio, altre cose che devono essere ben curate, ben seguite e sulle quali si devono eliminare tutti gli sprechi che abbiamo visto, insomma. Ecco, questo è un atto delle riflessioni su cui Renzi sta sicuramente incontrando, come dire, la condivisione da parte di una gran parte dell'opinione pubblica. E cioè è chiaro che non si possono trasferire, come sta facendo, una gran parte della manovra a carico delle regioni, ma è altrettanto chiaro che dalle regioni occorre, come dai ministeri, una Sì. profonda cura dimagrante. Assolutamente, quello è doveroso. Allora, dal vostro punto di vista, qualcosa che magari avete anche chiesto, perché come Rete Impresa Italia può darsi anche che vi stiate muovendo, adesso informiamo i nostri telespettatori, che tipo di richiesta fareste o pensate di fare o avete già fatto il governo, che per voi è proprio importantissima per evitare sì, la morte continua di aziende? Ma in parte le nostre richieste sono per una certa misura accolte, nel senso che noi chiediamo che ci sia una forte riduzione della tassazione a carico delle imprese, a carico del lavoro dipendente e alcuni interventi a favore delle famiglie. Se vogliamo, alcune cose sono contenute all'interno di questo. Rimangono però, ed è quello che si diceva prima, rimangono alcuni buchi che costringono le imprese a un notevole ripensamento sul loro futuro, che sono legate a un sistema di tassazione locale molto forte. Pensate agli immobili destinati alle attività commerciali o alle attività turistiche, ci sono degli alberghi che devono pagare decine e decine, se non centinaia di migliaia di euro tra IMO, Tari e Tasi, cioè situazioni che assolutamente... Quindi è la tassazione un problema enorme. Questo, che è un trasferimento che la Regione, che lo Stato ha fatto a carico dei comuni, degli enti locali. Quindi questo rimane un settore che va, in particolare la tassazione sugli immobili, è un settore che deve essere affrontato velocemente. Non possiamo più lasciare una, chiamiamola così, confusione come quella che viviamo in questo momento. Al contempo, se è importante la riduzione per quanto riguarda l'IRAP, per quanto riguarda le imprese, rimane comunque il nostro un paese in cui il lavoro dipendente costa molto di più di contributi e di IRPEF e di tasse che non di quello che è il lavoratore Si è prende. parlato di un'agevolazione fiscale per quel che riguarda le partite IVA, che non, vabbè, ci sarebbe un passaggio di aliquota, però poi un'agevolazione a chi prende poco, una tassa unica sugli immobili, però sulla casa penso, non certo Queste sugli sono le immobili. cose, sì, ma anche sugli immobili delle cose. Proprio si parla di una tassa unica sugli immobili, Sì. ecco, anche questo sarebbe vantaggioso. Sulle partite IVA è importante che ci sia questo, come dire, trasferimento del bonus che avrà altri requisiti anche a favore delle partite IVA più deboli, chiamiamole in questo modo. Però lì credo che più che questo sia necessaria un intervento di semplificazione di quelli che sono gli adempimenti, di tutto quello che una partita IVA deve fare. Magari si risparmiano soldi su altre cose e magari si va a una tassazione che è un po' l'idea che mi sembra stia anche venendo avanti, che è quella che perlomeno per alcuni anni di inizio di attività la tassazione sia molto, come dire, fissa, contenuta. In alcuni casi già ci sono esperienze di questo tipo e abbiamo visto che sta funzionando. Ecco, cos'è che chiedono a voi i vostri iscritti? E quali sono i problemi che incontrano? Quindi tocchiamo con mano quella che è la realtà. Credo che la prima grande richiesta che viene da parte di tutte le imprese è quella di avere alcune indicazioni di stabilità. Il più grande problema che stiamo vivendo nel mondo delle nostre imprese è l'insicurezza. Quindi non si sa che cosa ti aspetta il giorno per giorno, l'indomani. Non si assume un giovane in un'impresa perché c'è un bonus o perché c'è una riduzione fiscale. Lo si assume perché c'è una prospettiva di lavoro, altrimenti non lo si assume, indipendentemente dall'articolo 108, dall'articolo 18, da tutto quello che è. Indipendentemente da questo. L'impresa assume un giovane, assume un lavoratore, assume una giovane, assume qualcuno, se ha delle prospettive di crescita e di investimento su quella loro attività. Se mancano queste prospettive, anche le agevolazioni sono inutili.
questo è uno dei grandi elementi, una delle grandi tematiche che oggi le nostre imprese ci pongono. Ed è chiaro che il primo segnale che dobbiamo dare è quello. Pensiamo al mondo del commercio. In una situazione in cui tutti gli indicatori sono al negativo, consumi, umore delle famiglie, valore economico del turismo, non numero di movimenti, non numero di presenze, così, ma valore economico del turismo che continua a dare dei segnali non positivi, è chiaro che tutto questo mondo è perplesso nell'andare, preoccupato nell'andare a fare degli investimenti, sia in termini di personale e in questo periodo anche sia in termini di investimenti, per esempio nel settore della moda, sui campionari primavera-estate 2015. Ecco, quindi questa è una delle prime richieste, una serie di precisi interventi. Questo potrebbe anche, quello che sta facendo adesso, potrebbe anche dare qualche segnale in questo senso, ma che ridia fiato alle famiglie, che diano prospettive di ripresa dei consumi interni. Questa è la prima richiesta che ci arriva. Chiaramente poi tutto il resto è conseguente, quindi una diminuzione delle imposte, una maggiore semplicità nelle cose che si fanno. Pensiamo alla Tasi. Cioè, questa è una delle cose che credo siano una delle cose più ridicole che abbiamo vissuto, insomma. Credo che 3/4 delle dichiarazioni Tasi siano sbagliate, tanto per essere chiari, soprattutto quelle fatte nella scadenza di giugno, no? Perché? Perché le aliquote sono arrivate all'ultimo momento, i comuni hanno deciso all'ultimo momento, molti comuni erano in campagna elettorale, quindi hanno aspettato le elezioni per decidere. Credo che sia stata una sorta di terno all'otto, no? Di indovinare un po' quella che era l'imposizione. Noi abbiamo fatto, a giugno di quest'anno, abbiamo fatto un'analisi sulla quarantina, mi sembra, di comuni in provincia di Padova che avevano immediatamente approvato la Tasi. Su quel numero lì c'erano circa, mi ricordo, una ventina, cioè la metà dei comuni che avevano fatto aliquote diverse. Non parliamo poi delle possibilità di detrazione. Poi tra l'altro diverse, no? E quindi poi possibilità di detrazione che erano praticamente, variavano da comune a comune. Se voi pensate al numero di comuni che c'è in Italia e con questo tipo di provvedimento, la stiamo rifacendo in questo periodo e l'impressione è che ci sia una situazione veramente in cui un'impresa che ha, che so, 3-4 unità immobiliari diverse, no, o in affitto oppure anche si trova ad avere 4 modalità di imposizione di calcolo diverso. Ci sono delle imprese, non lo neghiamo, che hanno pagato 30-40 euro di Tasi perché sono in affitto e hanno pagato più di consulenza che di Tasi. Anche questo esatto. Questo è sconcertante. Queste sono le cose, insomma, sconcertanti che abbiamo su questi provvedimenti. E vediamo un po' che l'apertura di un'attività, ecco, ci sono alcune mail che ci sono arrivate anche tempo fa, io le ripropongo perché sono del settore. Aprire un'attività, una persona che è rimasta senza lavoro, senza occupazione, che pensa di aprire una piccola pizzeria, un piccolo bar, piccola gelateria, eccetera. Allora, primo, se rivolgersi all'associazione di categoria può dare un inquadramento generale della convenienza o meno. Secondo, quanto può costare aprire un'attività, quindi quanti soldi bisogna avere da parte, e eventualmente anche la chiusura, se può essere onerosa oppure no. Queste sono varie, l'assunto di tanti messaggi che ci sono arrivati. Negli ultimi 2 anni, forse 3, negli ultimi 3 anni adesso, diciamo anche senza il forse, negli ultimi 3 anni, quindi dal 2011, devo dire che una gran parte del lavoro che fanno i miei colleghi, quelli che sono addetti al rapporto quotidiano con chi vuole aprire un'attività, è quello, non lo neghiamo, di cercare di convincere in alcuni casi a non aprire l'attività. Lo diciamo a non aprire l'attività perché in molti casi si tratta di, come dire, un surrogato della vecchia occupazione. E vediamo anche arrivare da noi delle persone che hanno aperto un'attività senza sentire senza ricevere la nostra consulenza, senza avere il nostro contributo, in una situazione magari già degradata dal punto di vista economico, nel senso che abbiamo persone che lavoravano, anche dirigenti d'azienda, licenziati a casa, che hanno fatto degli investimenti notevoli in aziende con scarse possibilità di recuperare l'investimento. Per cui io credo che la prima cosa che si debba fare sempre è quella di rivolgersi a degli esperti. Nelle associazioni di categoria in Confesercenti ci sono sicuramente queste figure. Che cosa significa? Significa prima di tutto poter disporre di un'analisi dettagliata di quello che è il mercato su quel settore. Vogliamo aprire una pizzeria per asporto, occorre sapere dove aprirla, occorre avere la capacità di conoscere qual è la concorrenza in quella zona dove si vogliono aprire, quelle che sono le opportunità.
Occorre anche poi dietro avere la professionalità necessaria per fare le pizze, perché anche questo ogni tanto ci scopriamo che non è come farle a casa propria, magari uno è bravo, se le fa a casa ed è bravissimo. Farle in forma, chiamiamolo così, imprenditoriale significa avere strumenti, macchinari e anche professionalità un po' più elevate e molto diverse. I tempi non sono quelli che si usano a casa. E quindi c'è tutta questa parte qui che è fondamentale nel riuscire a... Ho fatto l'esempio delle pizzerie per Sì, perché asporto, ma forse è quello possiamo più farlo. frequente magari che Esatto, uno ma possiamo pensa. farlo. Ecco, su questo bisogna anche trovare quelli che sono proprio i canali, diciamo, le opportunità, quelle nicchie di mercato che ci sono e che vanno attentamente valutate insieme. Questo credo sia la prima fase, siamo in grado di proporre quindi il budget, uno è anche in grado di capire che cosa deve fare per seguire questo, sia in grado anche di ormai aprire, se ovviamente le cose sono fatte e seguite dall'inizio, in breve tempo, nonostante tutti gli intoppi burocratici, se non si tratta di aziende di grandi dimensioni con grandi problematiche tipo l'immobile collegato alla idoneità sanitaria, ma sia in grado anche di farlo abbastanza velocemente. Questo permette a una nuova impresa di avere dei riferimenti precisi, capire se Sì, esatto. per primo è in grado di avere successo. Quanto costa? Qui dipende da quello che si vuole fare. Noi abbiamo presentato recentemente e abbiamo seguito in maniera notevole una decina di start-up con quasi tutti sono o ragazzi non occupati o persone che hanno perso l'occupazione e con variazioni di costo di investimento che andavano dai 15.000 euro per un ragazzo, per un architetto che progetta e costruisce direttamente delle opere d'arte, devo dire, delle lampade che sono stupende, a una agronoma che, avendo una certa disponibilità, ha fatto un progetto per ristrutturare una fattoria in termini bio favolosi, Sì. e qui l'investimento raggiunge i 4 milioni di euro, però lei aveva anche una capacità di partenza che era circa il 40% del totale dell'investimento. Quindi si può andare appunto dalle 15.000 euro in questo caso i 4 rotti milioni. Chiaramente il tutto non dipende tanto dall'importo dell'investimento per una nuova impresa, quanto da un budget, da un business plan che ci permette di recuperarlo in un certo numero di anni di investimento fatto e dalle disponibilità che ci possono essere all'inizio. È evidente che se all'inizio non ci sono disponibilità, ci vuole una grande idea, imprenditoriale, non originale, ma imprenditoriale, meglio se originale, ma deve essere imprenditoriale, credo di essere abbastanza chiaro quando dico sì. questa cosa, e dall'altro lato generalmente noi riusciamo ad accompagnarli in banca, a garantire queste nuove imprese con un minimo di disponibilità che è del 20%. Faccio un esempio banale che stiamo mandando avanti in questi giorni e che sta avendo un discreto successo. Una delle cose che sta funzionando nel mercato è il cibo da strada. Street food, street food come si chiama. Dà anche più l'idea però il cibo da strada, se mi permetti. Nel senso che sono quei piatti che si mangiano passeggiando, camminando. Su questo c'è una ditta che ha realizzato chiamiamolo così, un banco mobile, in realtà è una bici elettrica attrezzata, sono simpaticissime da vedere e sono attrezzate per vari tipi di cibo, frutta tagliata, quindi macedonia, pizza, panini, caffè, cioccolato, cioè tutta questa serie di cose qui. Qui l'investimento è abbastanza limitato, perché con un investimento che va dai 12 ai 20.000 euro si riesce ad avere tutta la start-up per i primi 3 anni, compresa la consulenza e tutto quello che c'è. Il grande vantaggio qual è? Che evidentemente trattandosi di un posto mobile si va in quelle manifestazioni dove non siamo noi che dobbiamo chiamare la clientela, ma è la clientela che c'è già e siamo noi che andiamo dalla clientela. L'abbiamo già sperimentata in alcune fiere e devo dire che il successo economico è stato notevolissimo. Ed è possibile farlo, non ci sono normative di impedimento, perché ci è capitato anche a Padova un caso analogo che però è finito addirittura sulle Iene perché era stato ricevuto sanzioni amministrative per occupazione suolo pubblico, cose del genere. Tutte le cose vanno fatte, ho presente di cosa si parla. E tutte le cose vanno fatte in quel caso tra l'altro era una bici non servita, queste sono servite elettronicamente, quindi sono devono anche essere fatte in abbastanza. un certo modo. Allora, chiaramente quando si lavora con il cibo occorre che il consumatore sia tutelato al massimo, quindi tutte le caratteristiche devono essere fatte in questo modo.
Quindi non che uno si improvvisi e adesso tira fuori la bicicletta e va a vendere cose. Stiamo parlando di cose regolamentate. Esatto. Queste sono bici attrezzate con frigorifero, cucina, ecco. possono essere, cioè proprio hanno Sì, i sì, loro sono forni. strutturate, brevettate. Esatto, proprio in questo modo, sono assolutamente, hanno tutte le caratteristiche per la conservazione e la manipolazione del cibo nei limiti imposti dalle leggi. Seconda cosa è questa: occorre che evidentemente quando si lavora in impresa essere in regola con tutti i requisiti. Io non posso andare a vendere senza autorizzazione in un posto che è vietato. Ecco, questo è il ruolo anche degli esperti e delle organizzazioni. Cioè indicarti di massima come ti puoi muovere, insomma. Esatto, quando io occupo dello spazio pubblico o lo occupo in forma itinerante, quindi vado lì con il mio mezzo, resto fermo per 2 ore, massimo 2 ore, servo la clientela e me ne vado, senza occupare altri spazi, solo quelli del mio veicolo. Nel momento in cui metto giù qualcosa, un tavolino, una cosuccia, anche un accoglitore di immondizie, sono fuori regola e posso essere sanzionato. Deve essere molto chiara questa normativa, Certo, sì, perché altrimenti il non rispetto della normativa significa danneggiare le altre imprese esatto, che la infatti rispettano. concorrenza, infatti. È chiaro che se vendo in forma itinerante anche con questo mezzo, per entrare in alcune aree della città, di Padova, di Venezia, devo avere delle autorizzazioni particolari, anche se solo per entrare. Se non ce le ho, non posso entrarci. Chiarissimo, poi torniamo su questo argomento, vediamo anche i messaggi che stanno arrivando. Pubblicità.